Ci spostiamo in Veneto, anche da Vo sono stati rimossi i blocchi e la gente è così tornata alla normalità. Il presidente del Veneto Zaia ha chiesto al governo di rivedere il provvedimento restrittivo per le 3 province interessate. In diretta Davide Calimani, a te la linea Davide. Sì, buongiorno da Venezia. Le 3 province interessate sono Venezia, Padova e Treviso. Qui ci troviamo davanti alla stazione di Venezia, dove lo potete vedere, il percorso, il traffico dei pendolari al momento è limitato, continuano ad arrivare ma in misura inferiore rispetto al solito. Ieri Venezia, città quasi fantasma, soprattutto dopo le 18, quando tutte le saracinesche di bar e ristoranti sono state tirate giù come previsto dal decreto. Sabato sera alla diffusione della bozza proprio davanti a questa stazione si è assistito ad un assalto ai treni, tutti hanno cercato di scappare nonostante le misure non fossero ancora ufficiali, ma da queste notizie che appaiono poco incoraggianti al momento un'altra notizia che invece ci porta a sperare. Nel servizio di Matteo Mohorovic c'è la storia di una signora che abitava accanto a Vo, che è stata ricoverata per alcuni giorni all'ospedale di Padova. Questa signora è quasi completamente guarita. Vediamo il servizio e poi a voi la linea. Mi hanno dimesso perché sono asintomatica, però quando sono uscita ho chiesto potrei riprenderlo, mi hanno detto non lo sappiamo. Quindi dopo 10 giorni di ospedale io preferisco fare anche un'altra settimana se necessario a casa per star tranquilla io e per gli altri anche chiaramente. Quasi 2 settimane di ospedale, martedì scorso il rientro a casa. La signora Anna, il nome è di fantasia per tutelarne la riservatezza, è stata una dei pazienti affetti da coronavirus ricoverati a Padova, nel reparto di malattie infettive. L'avevamo raggiunta al telefono finché era in ospedale. Aveva tosse, poi diventata bronchite. Ora sta meglio, dice. Il peggio è passato. Non per suo padre, però, che era in stanza con lei ed è ancora in cura. Abita vicino a Vo, dove ha un'attività economica, e lì sta anche la madre. Ora aspetta, come tutti, di capire che cosa succederà.